Siamo col presidente regionale della FIGC Santino Lopresti, presente oggi una manifestazione ad Agrigento per le donne. Sì, è una manifestazione intanto sempre di sport, di gioco. Oggi in particolare in questa giornata, ricorrendo alla cosiddetta festa della donna, io penso che il fatto stesso che ci sia vuol dire che ancora noi non abbiamo raggiunto quello che a parole diciamo, e cioè la parità. Il calcio può aiutare molto in questo perché può abbattere queste frontiere di genere che ci sono. Il calcio femminile in Italia vive dei problemi, e però da quando sono entrate anche le squadre di Serie A come la Juventus, il Milan, l'Inter, la Roma, la Fiorentina, bene, c'è un appeal diverso, e tante ragazze che prima, o genitori più che altro, che prima avevano una convinzione diversa, che questo fosse un gioco solo riservato agli uomini, bene, vanno cambiando opinione. Vedere in campo tante ragazze oggi che giocano e vedere anche qualità, perché non sembra, hanno anche tecnicamente, li vedo e come si muovono, è estremamente importante, perché c'è una speranza perché anche in Italia il calcio femminile possa raggiungere i livelli che raggiunge in altre nazioni, perché noi abbiamo pochissime tesserate, meno di 30.000 in Italia, mentre se andiamo in America, in Francia, nella stessa Germania parliamo di 400.000 persone o 200.000 in Francia impegnate. Ecco, parliamo quindi di impegno e di campionati anche di un certo livello. Noi ci auguriamo che questo sia, e però dico sempre attraverso lo sport, ecco, uno strumento importante di comunicazione, ecco, far superare questa differenza di genere. Oggi è la festa della donna, una bellissima manifestazione, iniziamo con quelle che sono le docenti di quale scuola? Nicolo Gallo, Foderà Agrigento e Liceo Politi Agrigento. Cosa ne pensate di questa manifestazione organizzata dalla delegazione d'Agrigento della FIGC? È un'organizzazione a tutti gli effetti propositiva per metterci in gioco, in discussione e portare un po' di emozioni in campo. Come ha visto le ragazze? Si stanno divertendo? Le ragazze si stanno divertendo e stanno anche combattendo, perché sono abituate a combattere in campo, perché chiaramente dobbiamo accendere i riflettori sulla condizione femminile. Non si può sentire più alla televisione che un uomo che sta ammazzando, che ha ammazzato la propria donna, debba avere uno sconto perché in preda alla tempesta emotiva. Non ne possiamo più. Noi rispondiamo con lo sport, che è un mezzo efficace di comunicazione. Prof, che ne pensa lei di quello che ha detto la collega? Io sono perfettamente d'accordo, concordo in tutto quello che ha detto. Proprio ieri un'altra tragedia a Messina. Tanta rabbia, ancora non riusciamo a risolvere questo grave problema. Presidente Valenti, quinta edizione, grande entusiasmo allo Stadio Seneto per la festa della donna. Sì, come dici tu, la quinta edizione di una manifestazione che abbiamo iniziato così per gioco, e oggi ci troviamo a ripeterla perché è una manifestazione voluta dalle ragazze che frequentano le scuole, voluta dagli stessi insegnanti. Io sono grato a loro se riusciamo a organizzare questa manifestazione con la collaborazione del Comune di Agrigento, con la collaborazione della Società Olimpica Agras e con il CONI e Panatron di Club di Agrigento. Siamo contenti perché riusciamo a interessare in un giorno particolare, che è quello della festa della donna, ad essere veramente loro le protagoniste di un'attività che noi sviluppiamo tutto l'anno, cioè il gioco del calcio. Quindi siamo contenti di aver portato tante ragazze accompagnate dai compagni e docenti in questo stadio, siamo contenti di aver creato un entusiasmo e soprattutto di festeggiare questa giornata con le protagoniste, che sono le donne. Direi che è stata una giornata molto impegnativa, molto bella, diciamo che ci siamo divertiti tutti insieme, è stata davvero una bella giornata. Partite alla grande? Sì, abbiamo vinto tutte le partite, però questo è un divertimento, cioè siamo venuti qui per divertirci, non per altro. Cosa ne pensi di questa manifestazione? Buona organizzazione, ci sono anche le scuole medie, quindi mi ha fatto piacere anche questo.
Una manifestazione tra l'altro che avvicina allo sport, ben vengano tutti questi tipi di attività, anzi devo dire che ne dovremmo fare anche di più e parteciperei con piacere a tutte le varie manifestazioni sportive che farete anche in qualità di expo sportiva, devo dire. Oggi è una giornata particolare, una giornata che si vede, qui c'è molta gioia, molta allegria, ma non dobbiamo mai dimenticare e perdere di vista il motivo dell'8 marzo, dell'8 marzo della festa della donna, perché è una festa che le donne hanno portato sempre avanti, è un momento che le donne hanno portato sempre avanti come un momento di evoluzione sociale, economica e culturale, anche se ancora oggi purtroppo non in tutti i paesi c'è grande rispetto per la donna.